Apertura della stagione sciistica in Friuli Venezia Giulia, ma impianti di risalita in funzione solo a Sella Nevea, tutto esaurito a Sappada, poca neve, messo le porte in montagna a turisti appassionati. Si vede distrutta l'auto in un incidente stradale, ma le serve un mezzo per portare la figlia malata di tumore al Burgo Garofalo. La richiesta di aiuto di una mamma friulana fa il giro dei social. Nasce ufficialmente la Comunità del Collio, 10 comuni con capofilo a Cormons condividono i servizi per la comunità. Risposta alla crisi e alla carenza di personale, Federiga si ottimizzano le risorse pubbliche. Con il ponte dell'Immacolata sboccia il Natale in regione, dalla montagna al mare si accendono luminari e alberi, a Lignano è inaugurato il presepe di sabbia, a Udine arriva il mercatino in piazza San Giacomo. Basta un punto in più all'Eagles di Cividale per vincere il derby friulano di A2 contro l'Apu, finisce 67-66 con i punti decisivi di Rota, il presidente della FIP Adami, spot per il basket regionale. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Primo giorno sugli sci in Friuli Venezia Giulia, impianti aperti solo a Sella Nevea, dove numerosi sono arrivati gli amanti della montagna. I disagi però non sono mancati, tra lunghe code per accedere alla seggiovia e molti ristoranti e hotel ancora chiusi. Su 7 strutture ricettive presenti, oggi soltanto 2 erano aperte. Apertura della stagione sciistica in Friuli Venezia Giulia con qualche intoppo. Nell'unico comprensore aperto nel giorno dell'Immacolata, quello di Sella Nevea, tanti gli appassionati della neve, grandi e piccini, che hanno indossato scarponi e tuta da sci. I disagi però non sono mancati, aperto un solo impianto, le code per salire sulla seggiovia hanno superato anche la mezz'ora. Ci ha trovati forse un attimino impreparati, nel senso che nota il fatto che abbiamo pochi impianti qua, soprattutto alla base per chi inizia a sciare, però nel complesso l'entusiasmo sopperisce un po' a questi aspetti e quindi siamo tutti felici di poter sciare. Qualche malumore c'è stato, specialmente per le piste che non erano state preparate per i bambini qui a valle e per la coda che devono fare nella seggiovia a monte, la seggiovia del Gilberti, dove purtroppo fa molto freddo. La gente deve fare anche 25-30 minuti di coda per poter fare una risalita. Per quanto riguarda invece le strutture ricettive, su 7 presenti a Sella Nevea, soltanto 2 erano aperte. Evidentemente gli esercenti non erano ancora pronti per l'inizio della stagione, che di fatto dovrebbe essere inaugurata il 17 dicembre. Per chi ha tenuto aperto, invece, gli affari sono andati a gonfie vele. Possiamo ritenerci soddisfatti per il momento, poi si spera chiaramente anche nell'arrivo della neve, perché qua adesso sì, si scia. Vedremo i giorni a venire, però per i primi giorni sì. Iniziamo bene con l'8, abbiamo quelli la giornata, sloveni, triestini, veneti, abbiamo un po' vari. Anche qualche tedesco austriaco? Sì. Entusiasmo anche a Sappada, dove gli impianti sono rimasti fermi, ma si registra comunque il tutto esaurito con decine di appassionati sulle piste di sci di fondo. Sappada ha avviato oggi la sua stagione turistica invernale con la pista del fondo di cima a Sappada che ha accolto molti appassionati di sci nordico già dal mattino per la prima sciata della stagione. Le vie della Sappada Vecchia, molti sono stati turisti che si sono concessi una passeggiata tra le antiche case tipiche della località, tutto esaurito nei ristoranti e nelle strutture ricettive che già da questo ponte dell'Immacolata hanno deciso di avviare l'attività per questa stagione turistica invernale che si preannuncia di grandi soddisfazioni per gli operatori del settore. Siamo innamorati, ormai sono quasi 20 anni che siamo qui. Ci sentiamo mezzi sappadini anche se siamo veneti, forse si sentirà dall'accento, non lo so. Nella mattinata è stato presentato il presepe realizzato con il legno antico della località montana e con i sassi del Piave da Franco Giordano, un vero gioiello di artigianato artistico. Amo questa città e ormai non posso, ma volentieri verrei a abitarci per sempre. Lei si è fatta aiutare da suo nipote Filippo. Sì, anche per la preparazione di tutte le casette è forse quello che richiede più tempo. Siamo alla cronaca, un cittadino pakistano è morto questa mattina dopo essere stato investito da un furgone. L'uomo in sella alla propria bicicletta è stato sbalzato una decina di metri. L'incidente è avvenuto a San Marco di Mereto di Tomba.
Investimento mortale all'alba di oggi a San Marco di Mereto di Tomba. Lungo l'ex strada provinciale 60, per causa al vaglio dei carabinieri del radiomobile di Udine, un 44enne di nazionalità pakistana, Mohamed Syed, è stato centrato da un furgone che procedeva nello stesso senso di marcia. Il ciclista era in compagnia di un amico proveniente dal Bangladesh. Ma lui colpo prima a lui, quello che è morto, sì, dopo a me. Anche io caduto per terra. Sì, io alzava lo stesso e chiama a lui, sì, ma lui non risponde perché lui è morto. Syed è stato sbalzato 10 metri ed è rovinato nel fosso che costeggia la strada. È morto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. Pare che nonostante la visibilità fosse ridotta, i due pedalassero sprovvisti di fanali e giubbotti catarifrangenti. Per il conducente del mezzo sarebbe stato quindi impossibile vederli e quindi evitare lo schianto. Dopo la chiamata al 912, gli infermieri della centrale operativa della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Codroipo e l'automedica da Udine. Hanno allertato quindi le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, vani però i tentativi di rianimare il ciclista. Mohamed Syed stava andando a trovare moglie e figli di 9 e 14 anni a Udine, ma nel capoluogo friulano non è mai arrivato. I mezzi sono stati posti sotto sequestro e recuperati dal soccorso stradale Sovran. 2 giovani sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale accaduto sulla Ponte Bana a Tricesimo. Il conducente ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata e si è incendiata. A rimanere feriti sono stati lui e un passeggero. Entrambi sono stati portati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Scappa dopo un incidente ma perde la targa e viene fermato, guidava senza patente. È successo tutto lo scorsa notte a Udine durante i controlli straordinari della polizia per il ponte dell'Immacolata. Le persone controllate sono state 177. A 6 automobilisti è stata ritirata la patente, uno di loro guidava con un tasso alcolemico 3 volte sopra il limite. L'appello di una mamma per la sua bimba affetta da tumore ha bisogno di un'auto per trasportarla al Burlo Garofalo proprio per curare il tumore. Non si era accorta della malattia che stava per invadere il corpicino della sua piccola di 6 mesi. Sorrideva e giocava come tutte le bambine, fino al giorno in cui in un controllo di routine viene trovata una massa situata tra il cuore e il polmone. Mamma Inas chiede aiuto, rimasta senza macchina dopo un incidente stradale, ha bisogno di un mezzo per trasportare la sua bimba ogni settimana al Burlo a Trieste. Il 9 di agosto mi recavo dalla pediatra per fare un bilancio di salute ordinario. La pediatra mi diceva che non respirava tanto bene la bambina e che insomma era meglio portarla al pronto soccorso, insomma, per dei controlli. La porto lì e mi dicono che aveva del liquido nella membrana di un polmone. E poi mi dissero che oltre al liquido aveva anche una massa solida incastrata tra il polmone e il cuoricino. Purtroppo hai avuto anche un incidente stradale. Sì, una signora non si è fermata allo stop e quindi mi ha presa in pieno. Ahimè, io è l'unica macchina che ho per poter trasportare mia figlia in ospedale, anche se ho chiesto aiuto alle associazioni, insomma ad altre persone, ma comunque i tempi sono molto lunghi. Non abbiamo mai chiesto aiuto sinceramente, ma appunto adesso, avendo avuto questo problema, l'unica cosa che potevamo fare è chiedere aiuto. La Cassazione ha annullato l'assoluzione di Paolo Caligaris per l'omicidio di Tatiana Tulissi, uccisa a Manzano nel 2008 con 3 colpi di pistola. La difesa si è detta certa che il nuovo processo davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Venezia riaffermerà l'innocenza dell'imprenditore. Paolo Caligaris dovrà affrontare un nuovo processo per l'omicidio di Tatiana Tulissi, uccisa a Manzano l'11 novembre 2008 con 3 colpi di pistola. Lo ha stabilito la Cassazione, che ha annullato la sentenza con cui nel 2021 la Corte d'Assise d'Appello di Trieste aveva assolto l'ex compagno della vittima, ribaltando la condanna a 16 anni di reclusione decisa 2 anni prima dal GUP di Udine. Il dispositivo della sentenza è arrivato nella tarda serata di ieri, dopo oltre 4 ore di Camera di Consiglio. A impugnare il proscioglimento era stato lo scorso febbraio il sostituto procuratore di Udine Marco Panzeri, una pronuncia, quella della Cassazione, che ha sorpreso la difesa dell'imprenditore manzanese. Io ritenevo la sentenza della Corte d'Assise di Trieste una sentenza congruamente e logicamente motivata e che riconosceva
l'assoluta innocenza di Paolo Carigaris, ritengo che questo annullamento non possa incidere sulla sostanza delle scelte che hanno portato i giudici d'appello a riconoscere Paolo Carigaris estraneo all'omicidio di Tatiana Tulissi. Ancora non si conoscono i motivi per i quali la Cassazione ha rinviato il processo alla Corte d'Assise d'Appello di Venezia, davanti alla quale sarà celebrato il nuovo processo. Bisognerà vedere i punti della motivazione che non hanno convinto la Cassazione e vedere quindi su quali temi c'è stato l'annullamento, dopodiché affronteremo questi temi convinti che le ragioni dell'innocenza di Paolo Carigaris siano molte e abbondanti. La difesa di Carigaris comunque si è detta certa che la sua innocenza sarà riconosciuta. Non c'è da parte nostra nessuna preoccupazione sull'esito del giudizio di rinvio, anche se questo prolunga la sofferenza di una persona già provata da questo eterno iter processuale. Io sono sereno e lo è anche Paolo Carigaris, che ha l'appoggio pieno di tutta la sua famiglia. La Procura di Treviso ha chiesto il rinvio a giudizio di una 25enne per lo scontro mortale a Francenigo di Gaiarine, nel quale perse la vita Federica Scottà, 48enne, imprenditrice di Maron di Bruniera. La Procura di Treviso ha chiesto il rinvio a giudizio per una giovane di 25 anni coinvolta nel tragico frontale avvenuto a Francenigo di Gaiarine, in provincia di Treviso, l'8 agosto 2021. Nell'incidente perse la vita Federica Scottà, di 48 anni, imprenditrice di Maron di Bruniera. Il giorno Federica Scottà era di ritorno da Lignano, dove aveva festeggiato il compleanno di un nipote e aveva riaccompagnato la madre nella sua casa di Francenigo. Al momento dell'incidente l'imprenditrice stava ritornando a Maron. Stando ai risultati dell'inchiesta, condotta dal sostituto procuratore Giovanni Valmassoi, la ragazza invase la corsia opposta, causando il terribile scontro. La perizia cinematica disposta dalla procura infatti ha stabilito che la 25enne, a causa dell'alta velocità, era uscita parzialmente dalla carreggiata per poi rientrare e finire sulla corsia opposta dove viaggiava l'auto della vittima. Il GUP Cristian Vettoruzzo ha fissato per il 28 marzo in tribunale a Treviso l'udienza preliminare. I congiunti della vittima sono assistiti da Studio 3A e dall'avvocato Andrea Piccoli del Foro di Treviso. Dopo più di un mese dalla sua scomparsa è stato trovato morto oggi in avanzato stato di decomposizione Raffaele Conserva, l'anziano di 85 anni di Cinto Maggiore che era scomparso ad Azzano Decimo mentre era insieme alla sua badante. A trovarlo senza vita alcuni cacciatori, escluse al momento responsabilità di terzi. L'ufficialità arrivata dalla Commissione europea: dal 1 gennaio del 2023 la Croazia entrerà a far parte dell'area Schengen, un risultato importante che permetterà la libera circolazione di merci e persone, metterà fine a lunghe code per passare da Slovenia e Croazia e viceversa. Dal 1 gennaio del 2023 la Croazia entrerà ufficialmente a far parte dell'area Schengen. Sarà inoltre possibile da subito utilizzare la moneta unica europea, l'euro, che andrà a sostituire progressivamente le cune. Il via libera è arrivato al termine della riunione dei ministri dell'interno a Bruxelles, un risultato importante per l'Europa e soprattutto per la libera circolazione delle merci e delle persone. Le lunghe code che si formano al confine tra la Slovenia e la Croazia hanno quindi i giorni contati. Un via libera tanto atteso anche dai cittadini italiani che per andare e tornare dalla Croazia non dovranno più sopportare attese e lunghe code, specialmente nel periodo estivo. Niente più postazioni della polizia a vigilare il confine e un respiro di sollievo per i trasportatori costretti a lunghe file. Resta invece aperto il dibattito sull'adesione di Bulgaria e Romania all'area Schengen. Il veto all'adesione è stato opposto dall'Austria. Congratulazioni alla Croazia, Bulgaria e Romania invece dico: meritate di entrare, avete un forte sostegno da quasi tutti gli stati membri della Commissione. Esprimo disappunto e tristezza, ha detto Ylva Johansson, commissario europeo per gli affari interni, perché quando non siamo uniti siamo più deboli, ma sono convinta che raggiungeremo l'ingresso di Bulgaria e Romania in questa legislatura e sarà la mia priorità far sì che accada. Cerimonia questa mattina a Cormons per la sottoscrizione dell'atto costitutivo della Comunità del Coglio. La Comunità del Coglio è ufficialmente realtà. I sindaci dei 10 comuni facenti parte di questo nuovo ente pubblico intermedio hanno sottoscritto questa mattina a Cormons l'ok allo statuto redatto in 3 lingue: italiano, friulano e sloveno. Presenti all'atto della firma anche il governatore Massimiliano Fedriga e l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti.
perché oltretutto sta dentro il percorso della nostra riforma, c'è un percorso basato sulla volontarietà, quindi l'esigenza dei comuni, scelta dai comuni e organizzata dai comuni, e quindi la comunità che oggi nasce va in quella direzione. Devo dire è già iniziata diciamo in modo informale precedentemente alla giornata di oggi. Sono stati fatti degli studi specifici con esperti per capire come ottimizzare le risorse pubbliche e le capacità dei singoli comuni, e oggi questa scelta dei comuni suggella diciamo questo percorso, e sono contento di essere presente. Noi abbiamo dato uno strumento, abbiamo messo a disposizione uno strumento agli enti locali, uno strumento per poter servire al meglio possibile i propri territori per quanto riguarda le competenze di carattere comunale. Questo gruppo di comuni, 10 comuni, hanno deciso di intraprendere il percorso della comunità volontariamente, senza nessuna spinta, senza nessun obbligo, senza nessun tipo di incentivo anche di carattere economico. Se l'hanno fatto dopo un percorso che è durato un paio d'anni, evidentemente è perché hanno reputato che questo è lo strumento migliore per poter erogare i servizi al proprio territorio e ai propri cittadini nel modo più efficiente possibile e anche nel modo più economico possibile, mettendo a sistema delle energie che, frammentate in tanti piccoli comuni che caratterizzano questa comunità, magari andrebbero disperse. Si avvia a soluzione la vicenda delle autorizzazioni per l'installazione di deorse e tavolini all'aperto da parte degli esercizi pubblici. Ad annunciarlo il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che ha sottoposto la questione al Ministro dei Beni Culturali Gennaro Sangiuliano. C'è stata la piena disponibilità del Ministro Sangiuliano, che aveva molto ben presente il problema e ha agito in modo tempestivo, e adesso durante l'iter della legge di bilancio verranno fatti i correttivi necessari per prorogare almeno di 6 mesi diciamo, le deroghe Covid, e quindi avere il tempo per costruire un iter che sia il più semplice possibile e non vada ad appesantire per i pubblici esercenti tutte le procedure burocratiche, e oltretutto che sarebbero anche onerose. Il Ministro ha detto che vuole seguire questa direzione, io la condivido pienamente e lo ringrazio anche per la tempestività con la quale ha agito. Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, incontrerà nelle prossime ore il nuovo sindaco di Nova Gorica, Samo Turel, che domenica ha sconfitto al ballottaggio Klemen Miklavic. Obiettivo: ripartire subito con l'organizzazione di Go 2025. C'è un faldone molto importante sulla scrivania del nuovo sindaco di Nova Gorica, Samo Turel, eletto domenica notte al ballottaggio con quello uscente Klemen Miklavic, quello di Gorizia, Nova Gorica, capitale europea della cultura 2025. Un programma già avviato che ora ha una nuova guida oltre confine, dopo il percorso portato avanti dal precedente primo cittadino insieme a Rodolfo Ziberna. Il primo messaggio del confermato sindaco goriziano è stato proprio per lo sconfitto sloveno, con cui aveva festeggiato in piazza Transalpina alla nomina delle due città. E ora Ziberna attende di parlare con Turel per riprendere le fila dell'organizzazione. Sono certo che non cambierà nulla, anche perché i rapporti tra istituzioni rimangono al di là di chi in quel momento sia l'apice di quelle istituzioni. Perciò c'è sempre stata e sempre rimarrà una continuità. Certo che il rapporto tra le persone rappresenta sempre un valore aggiunto. C'era un ottimo rapporto di grande amicizia, stima reciproca col sindaco Arcion fino a 4 anni fa. C'è stato altrettanto rapporto di grande amicizia, simpatia e collaborazione col sindaco Miklavic, e sono certo che perciò ci sarà anche con il sindaco da ieri in carica, anche perché la sfida dei prossimi 3 anni è davvero una sfida irripetibile, certo come dicevo prima per tutto il Friuli Venezia Giulia, ma è ovvio soprattutto per i nostri territori. Perciò questo passa necessariamente attraverso un rapporto quotidiano, leale, di grande collaborazione soprattutto tra i due sindaci. Veniamo alle cerimonie. In vista del Natale andiamo in piazza San Giacomo a Udine con l'inaugurazione della casetta di Babbo Natale e l'arrivo del Ludobus. All'interno della casetta, qui in piazza San Giacomo, oltre all'elfo e in questo momento anche oltre a Camilla, troviamo Babbo Natale, anzi no, troviamo l'assessore ai grandi eventi del Comune di Udine, Maurizio Franz. E devo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato per l'organizzazione di questo evento, dall'Ufficio del Turismo ad Arte Eventi, alla Filologica Friulana, per realizzare non solo la casetta ma soprattutto tutti i contenuti di questa importante manifestazione. La magia del Natale si è diffusa rapidamente con una grande affluenza di famiglie con tanta voglia di stare insieme come prima della pandemia. Dalla Sicilia siamo arrivati per festeggiare l'Immacolata. Andiamo a cercare ovviamente Babbo Natale per chiedergli i regali di quest'anno. Vi aspettiamo con la nostra elfa Giulia che accoglie tutti i bambini, le letterine dei bambini.
avremo anche dei laboratori. Gli eventi partono dal concetto che il gioco è fondamentale per adulti e bambini. Il gioco è uno strumento potentissimo, sia per il benessere delle persone che per l'apprendimento dei più piccoli. Una città che gioca è una città che cresce. Accensione dell'albero di Natale in serata in piazza Monfalcone, lì per noi Daniele Paroni. Grazie della linea, e di fatto quella che riprende il nostro Francesco Snidero è la rocca che è vestita a festa, illuminata mediamente dal tricolore, ma adesso vive la luce del presepe, Sindaco. Diciamo che i simboli sono importanti, quindi il presepe rappresenta tanto per noi, abbiamo voluto valorizzarlo, il presepe sulla rocca che è il simbolo di Monfalcone, il presepe in centro città, in centro piazza, un presepe ricco, un presepe che dice tanto in una piazza aperta per la prima volta per 2/3, perché la stiamo rinnovando, e poi la mostra dei presepi all'interno del municipio, nell'atrio, 15 pezzi unici che sono stati realizzati da cittadini, manifattori che amano la manifattura e che hanno veramente un talento incredibile, ma che rappresentano anche il significato del Natale, ma anche il significato del territorio. È una città che ama il Natale, ama poterlo riaffermare, ma ama soprattutto questo senso di comunità che siamo riusciti a portare. Guardate la bellezza del municipio con le 3 bandiere, al centro il tricolore, la cascata di luci al municipio in Piazza della Repubblica a Monfalcone. A voi la linea. Al via anche Lignano Natale da Mare con l'accensione in serata dell'albero in piazza Fontana e un calendario ricco di eventi e novità, tra le quali il villaggio del gusto, quello di Babbo Natale, la grande pista di pattinaggio su ghiaccio. Novità di questa edizione il trenino turistico Lignano Express, che garantirà un servizio gratuito di trasporto per tutta la durata della manifestazione. Inaugurato anche il presepe di sabbia, giunto alla 19ª edizione, realizzato con sabbia e acqua. Quest'anno si trova all'ufficio Spiaggia 6, ha come tema Tessere d'infinito, storie e leggende del primo cristianesimo aquileiese. Sarà visitabile fino al 5 febbraio con ingresso a offerta libera. È stato ordinato a Venezia il primo vescovo cristiano ortodosso italiano di origine friulana, Alcide Fasiolo. È stato eletto al rango di archimandrita direttamente da Costantinopoli e sarà il nuovo vescovo di Terme. Fasiolo, originario di Magnano in Riviera, ed è stato ordinato diacono nel 1994. Il mio nome adesso, da quando sono diventato sacerdote, quasi 30 anni fa, è Atenagoras, in memoria della grande patriarca dell'unità. E certo, ho ricordato i miei genitori, perché i genitori sono coloro che ci danno la vita, mi hanno insegnato tutto, mi hanno allevato, mi hanno dato i valori, e non avendoli più, ma sentendoli sempre vicino, credo che ricordare le zie che hanno fatto le loro veci e fanno le loro veci in questo periodo sia la cosa più emozionante. Ecco, il suo percorso inizia a Magnano in Riviera, lì ci sono le sue origini, e in Friuli la ricordano per il suo spirito solidale, il passaggio piuttosto lungo e intenso in Croce Rossa. Certo, è un bel pensiero, un bel momento. Io ho fatto la mia infanzia, diciamo, fino alle scuole elementari a Magnano in Riviera, dopo sono andato un po' in giro per il mondo per la mia formazione, e la Croce Rossa è stato un momento molto importante della vita, come tanti altri momenti dove ho potuto, spero, aver portato qualche cosa di buono, il Signore lo saprà. È arrivato in Friuli a settembre, è destinato a comandare la compagnia dei carabinieri di Cividale e si è subito affezionato al territorio, tanto che per Natale il capitano dei carabinieri Alessandro Ciriberi e la moglie hanno deciso di regalare, d'accordo con i loro 2 figli, un sacco pieno di giocattoli e trucchi a quei bambini accolti nella casa famiglia Padre Luigi Scrosoppi di Faedis, che arrivano da situazioni di disagio familiare. Un momento toccante alla presenza del comandante della stazione di Faedis e di alcuni militari del radiomobile di Cividale. È stato consegnato il quarzo di Spilimbergo 2022, la direttrice della fotografia Daria D'Antonio, che lo ha vinto la scorsa estate alle Giornate della Luce.
Per Luce d'autunno, risvolto di incontri sul Festival Le Giornate della Luce, ideato e diretto da Gloria De Antoni con Donato Guerra, al Cinema Teatro Miotto si è svolta la consegna de Il Quarzo di Spilimbergo, premio dedicato agli autori della fotografia del cinema italiano, assegnato la scorsa estate per l'8ª edizione del festival a Daria D'Antonio, attrice, regista e direttrice della fotografia napoletana per il film Marcel di Jasmine Trinca, con Alba Novaja, Maya Alconti, Giovanna Ralli ed Umberto Orsini. Il percorso come direttrice ed autrice della fotografia la colloca fra le più apprezzate a livello internazionale, sia per essere decisamente unica, sia per una visione sempre personale e in un ruolo quasi unicamente ancora dedicato al maschile. Fra i tanti film dei quali ha curato la fotografia, al Marcel di Jasmine Trinca si aggiungono È stata la mano di Dio di Pierpaolo Sorrentino con premio David di Donatello 2022, Il passaggio della linea di Pietro Marcello, La pelle dell'orso di Marco Segato, Viene a vivere a Napoli di Francesco Prisco, Guido Lombardi ed Edoardo De Angelis. Siamo allo sport, al basket è finita 67-66, il primo storico incontro in campionato tra UEB Gesteco Cividale e Apo Old Wild West Udine con la vittoria dei Ducali spinta da 2.500 tifosi sugli spalti. Non poteva che concludersi con un finale da cardiopalma al primo derby di A2 tra UEB Gesteco Cividale e Apu Old Wild West Udine. A 43 secondi dalla fine il tabellone segna 66-66 quando la palla arriva a Rodney Clark, tiro da 3 stoppato dal ferro, Miani va sul rimbalzo e si prende 2 tiri liberi. Ne mette dentro solo uno, Sherry riparte ma si trova davanti Rota, un rimbalzo di troppo, palla per terra e il tempo finisce. Esplode la festa del Palagesteco, migliaia di persone in festa e la curva bianconera che incita comunque i suoi sconfitti dalla mina vagante neopromossa. Decisivi, e a vederla con il senno di poi non poteva essere diversamente, Rota e Brisco, i migliori delle due squadre, 18 punti a testa, ma decisivo è anche il quinto fallo dell'americano che lo porta ad accomodarsi in panchina e a lasciare i suoi senza il faro del gioco. Triple schiacciate contropiedi, i 2500 del Palagesteco non si sono certo annoiati con una partita tirata fino all'ultimo secondo. 23-16 il primo quarto, 13-20 il secondo, 13-18 il terzo e 18-12 l'ultimo. Segni di una partita combattuta e che poteva finire in qualsiasi modo, ma che alla fine sorride la neopromossa, ora quinta da sola in classifica, mentre per l'Apu è già tempo di salutare il primo posto, restando comunque nel gruppone delle seconde. E la partita sarà trasmessa in replica da Telefriuli questa notte alle 23, subito dopo la seconda puntata di Palla a 2 con immagini e interviste esclusive. Noi siamo in chiusura, ma subito dopo la pubblicità. Appuntamento con Sport FVG. Grazie per l'attenzione, buona serata.